Dopo arriva la cosa, segno il numero. Buonasera a tutti. Iniziamo questo Consiglio Comunale. Sono supplente perché Paolo Sant'Antonio non può essere presente e quindi mi scuso, innanzitutto ringrazio tutti voi, saluto il pubblico a casa e chi arriverà naturalmente. Scusate se ci saranno delle anomalie, ma è un lavoro che non ho mai fatto, quindi iniziamo il Consiglio Comunale con l'appello naturalmente. Prego, segretaria. Bagliana Mirella, Casagrande Andrea, assente. Darè, sì. Antonio. Grazie. Gomiero Maurizio, Miatto Antonio, Pagotto Alberto, Parrella Roberto, Rasera Gianni, Rosset Mario, Salezze Silvia, Sant'Antonio Paolo è assente, Tonon Roberto, assente, Varaschin Gianni, come numero legale ci siamo, sono 3 assenti. Nomina degli scrutatori: Bagliana, Gomiero, Pagotto. Quindi procediamo con il primo punto all'ordine del giorno, interrogazione a risposta orale pervenuta in data 13/7 della consigliere comunale Mirella Bagliana. A lei la parola. Ci sono le comunicazioni prima. Pardon, ci sono le comunicazioni, subito comunicazione del sindaco. Segno meno.
Comunicazioni, quello che vi dicevo una settimana fa sta continuando, c'è una diminuzione di casi positivi di Covid di circa il 10% al giorno, siamo scesi ormai attorno ai 280, se va avanti così dovremo andare bene. Volevo anche aggiungere una cosa, ultimamente vedo che mancando sempre di più il tema Covid, i giornali magnificano qualsiasi altra malattia di cui vengono a sapere che c'è qualcosina di vero, c'è il vaiolo della scimmia come chiamano, si sta diffondendo. Al momento è quasi totalmente relegato a una categoria di persone che hanno particolari comportamenti sessuali, però è vero che si sta aumentando il numero dei positivi, se non altro è una malattia che di per sé sarebbe anche vaccinabile, quindi non avrà le caratteristiche di un Covid o di... ci sono altre malattie, West Nile disease, chikungunya, altre malattie virali portate da zanzare, la dengue anche ha cominciato a far capolino, sono cose già note, noi le stiamo seguendo perché sono portate anche appunto dalle zanzare, ma provengono da popolazione animale, uccelli e cavalli soprattutto. I numeri sono estremamente bassi, non è il caso per il momento di preoccuparsene, ecco. Ci tenevo a specificare questa cosa. Ciascuno per la sua protezione personale dovesse avere un po' di paura, si rivolga al proprio medico. No? Prima di iniziare il Consiglio Comunale vi prego di alzarvi un minuto per ricordare la bambina Maria che ci ha lasciati a Revine. Grazie. Allora, prima di iniziare voglio ricordare che in conferenza dei capigruppo il punto 6 diventa punto 7 e viceversa. Quindi do la parola alla consigliera Bagliana, Mirella. Grazie Presidente. Allora, l'interrogazione che presento è relativa al tratto della strada pedonale di via Francesco da Milano, che voi conoscete, penso tutti, è la strada pedonale che collega via Antonello da Serravalle con il Foro Boario. Questa strada è una strada frequentata, sia appunto per questa funzione di collegamento, perché molte persone parcheggiano a Vittorio 2 praticamente e si recano poi a Serravalle attraverso questa stradina che secondo me anche, oltre alla funzione di collegamento, anche, è bella perché ha delle caratteristiche ambientali molto interessanti, è un percorso suggestivo e uno cammina volentieri lungo la riva del Meschio, almeno io sì, se posso scegliere, scelgo sempre quel percorso là. Lungo questa strada, lungo questo percorso, sono posizionati anche i faretti, quelli classici faretti, che quindi rende fruibile il percorso anche alla sera. Di solito questa stradina è molto frequentata anche da persone anziane, genitori con i passeggini e persone anche con disabilità. Però ultimamente l'ho rifrequentata, è un po' che è in queste condizioni, soprattutto il tratto sud del percorso
è fortemente ammalorato e ha dei fondi di cementizio praticamente rotti, quindi c'è un dislivello veramente importante tra quello che è il Gaiino e poi quello che resta poi del fondo cementizio, no? E secondo me questa situazione può divenire causa di facili infortuni tra i pedoni e sicuramente ostacolo anche la fruizione di parte di persone con disabilità, persone con carrozzine, sicuramente hanno grosse difficoltà ad affrontare questo tratto. Inoltre so che da parecchi mesi i faretti lungo il percorso sono spenti. Io adesso non so se c'è stato qualche danno, immagino, però insomma tutti i faretti, cioè dall'inizio, dal Foro Boario fino a via Antonello da Serravalle sono spenti, quindi alla sera è impensabile percorrere quel tratto. Io inoltre nell'interrogazione avevo messo anche la questione degli alberi piantumati a nord della strada, che erano, come tanti alberi in città, sono un po' in questo momento in sofferenza, ma immagino, sì, sappiamo tutti il perché e sappiamo che state cercando di bagnarli per quanto è possibile. Ecco, allora la mia interrogazione chiede all'amministrazione comunale se ha intenzione di sistemare a breve il tratto interessato, perché secondo me è un tratto importante anche per quello che diremo dopo per Serravalle, cioè nel senso fa parte di Serravalle, è un biglietto da visita, noi diciamo sempre così, anche questo tratto è un biglietto da visita, quindi quando avrà intenzione di sistemarlo. Poi sindaco, mi permetto anche di chiederle, e così mi dà la risposta completa, visto che stiamo parlando di via da Milano, vorrei ricordare che c'erano 2 mozioni votate in quest'Aula, una mozione presentata dal consigliere D'Arè il 30 giugno 2019 e un'altra mozione a sostegno della mozione D'Arè presentata nel 2020, in cui c'era ancora la questione, essendo questa strada pedonale, però c'era ancora il discorso delle auto che passavano per accedere alla corte ex Tonello. Quindi volevo chiedere anche da un punto di vista di questo aspetto se ci sono delle novità. Grazie. Provo a rispondere io e chiedo all'assessore Fasan se ha una qualche notizia recentissima. Non c'è l'assessore Fasan. Se c'era qualcosa di recentissimo, ma comunque quel percorso, come dice lei consigliere, è particolarmente gradevole, molto apprezzato, ha avuto delle vicissitudini molti anni fa perché non ci si capiva tanto bene con la sovrintendenza se quello si poteva fare e quello che non si poteva fare. A dire la verità, quanto ne so io, il suo tratto sud non è mai stato trattato come tale. Vediamo tutti che c'è un problema e probabilmente il problema anche della quota sud è immerso nel problema generale a cui lei faceva riferimento. Diciamo così che i tempi, chiaro che gradiremo tutti metterci in mano e metterla a posto, i tempi non li so dire, anche perché dopo tanti patemi d'animo, tanti ragionamenti fatti e così in merito a quello che accennava lei, l'amministrazione ha deciso di metterci in mano e in data 24 giugno di quest'anno abbiamo mandato una missiva ai proprietari. Abbiamo dato dei tempi per delle risposte e in base anche alla risposta che riceveremo potremo imbastire o non imbastire o considerare tempi più necessari, ecco, per intervenire. Sono d'accordo con lei che il lavoro va certamente fatto. Consigliere Bagliana. Sì, no, grazie. Sindaco, va bene. Allora, appurato che il lavoro va fatto, secondo me la seconda questione, cioè non so se sto sbagliando, ma il tratto a sud è svincolato, penso, dall'altra questione. È per quello che dico, secondo me, almeno, anche perché è messo male proprio rispetto anche al tratto nord, quindi pregherei l'amministrazione quanto prima di intervenire. Ecco, grazie. Bene, passiamo al punto 3, mozione presentata dal consigliere De Bastiani
Rinascita Civica, linee guida per evitare gravi disagi venutisi a creare in occasione della pedonalizzazione di Serravalle di domenica 10 luglio. Grazie, buonasera. Do lettura alla mozione è doveroso precisare, per evitare malintesi, che innanzitutto intendiamo ringraziare gli organizzatori della manifestazione podistica svoltasi a Serravalle il 10 luglio scorso, che a nostro avviso non hanno alcuna responsabilità sulla gestione della chiusura al traffico e che con il loro lavoro portano visibilità alla città, dando impulso a un turismo sportivo che va a vantaggio di tutti. Detto questo, e venendo appunto all'episodio del 10 luglio, l'ulteriore premessa è che non si è capito se la chiusura di quella domenica è stata un'azione estemporanea oppure faceva parte di un progetto di pedonalizzazione del centro storico di Serravalle. Appunto il 10 luglio il centro Serravalle è stato completamente chiuso al traffico e nei giorni successivi i gestori degli esercizi pubblici hanno lamentato un crollo quasi totale degli avventori che ha messo in difficoltà bar, trattorie, ristoranti, quant'altro, che hanno registrato notevoli perdite nell'incasso giornaliero. L'amministrazione è stata accusata di non aver saputo comunicare nel modo corretto la pedonalizzazione di Serravalle, ottenendo come risultato la desertificazione del centro storico per tutta la durata della chiusura al traffico. Va rilevato inoltre, ed è anche il motivo di questa mozione, che nel documento programmatico di mandato non si trova da nessuna parte, a meno che non mi sia sfuggito, accenni alla pedonalizzazione del centro storico. Chiediamo pertanto che la Giunta metta a conoscenza questo Consiglio Comunale di un suo eventuale progetto per la pedonalizzazione e che condivida e confronti questo eventuale progetto, se esiste, con tutti coloro che ne verranno conseguentemente coinvolti, cittadini, commercianti, consigli di quartiere, associazioni di categoria, associazioni sportive e culturali, eccetera. Grazie per l'attenzione, attendo, anzi, essendo una mozione ci sarà un dibattito. Grazie. Sono aperte le prenotazioni per la discussione. Buonasera a tutti. Volevo intervenire un attimo su questa questione della chiusura del centro storico, che poi non è chiusura del centro storico, ma è chiusura di Via Martiri alla fine, solo Via Martiri. Guardando un po' la mozione, vedo che si parla di coinvolgere i cittadini e coinvolgere le associazioni di categoria e i commercianti. Riunioni su questo tema sono state fatte più volte, non è che non sono state fatte, e ne abbiamo discusso sia durante il Covid per programmare un'eventuale chiusura per il dopo Covid, sia in occasione dell'organizzazione delle lanterne a Serravalle, e sia proprio ieri una riunione organizzata con i commercianti e le associazioni di categoria. Allora, la manifestazione del 10 probabilmente qualcosa abbiamo sbagliato, non c'è niente da dire, perché chiaramente Serravalle, è vero, era deserta, probabilmente ci sono tante cose da mettere a posto, probabilmente
verrà fatto qualcosa per Serravalle in questo senso. Allora, Serravalle noi la vediamo come chiusa al traffico la domenica, noi la vediamo come un'area, non Serravalle, ma intendo sempre via Martiri, intendendo Serravalle. Noi la vediamo come un'area da preservare e da rendere la nostra bomboniera della domenica. Questo è un po' il nostro pensiero. Per quanto riguarda il sabato sera, potrebbe essere una Serravalle chiusa al traffico soltanto in caso di eventi e dopo la chiusura dei negozi, e specifico bene, dopo la chiusura dei negozi. Cosa vogliamo dire sulla riunione di ieri, che è la riunione a cui ha partecipato anche il consigliere Vagliana? Ci siamo confrontati. Secondo me tutte queste proteste sono anche figlie di altre problematiche che arrivano a monte, cioè la tensione che c'è a Serravalle probabilmente deriva anche da altre problematiche. Sicuramente l'amministrazione ha tutta la volontà di non danneggiare i commercianti, di non danneggiare le attività, ma bensì di portare gente a Serravalle e rendere Serravalle una Serravalle accogliente e piena di gente. Le problematiche che sono uscite ieri dalla riunione sono problematiche di ogni tipo, come può confermare la consigliera Vagliana, dal porfido ai parcheggi Quindi io credo che in questo momento la città abbia bisogno di una Serravalle vivibile, sì, una Serravalle, giustamente bisogna anche accogliere le istanze dei commercianti, però io credo che in questo momento bisogna farlo tutti assieme in un consiglio comunale da discutere e programmare insieme. Ok, questo è il mio pensiero, grazie. Grazie al consigliere Rasera. La parola al consigliere De Antoni. Buonasera. Su questo tema io avevo presentato anche in sede di discussione del programma di mandato, del documento programmatico di mandato, ancora il 22 luglio del 2019, sono andato a tirarmi fuori il documento, scrivevo che un altro tema che non abbiamo trovato nel documento della Giunta è quello relativo agli effetti sulla città della variante della SS51. È già tempo, secondo me, dicevo quella volta, di ripensare il centro di Serravalle, intervenendo in particolare sul rafforzamento dei servizi, sull'uso degli spazi pubblici, sulla mobilità pedonalizzazione, sui parcheggi, valorizzando le attività commerciali esistenti e favorendo la crescita di nuove attività commerciali e artigianali con la messa in rete di una complessa serie di competenze e responsabilità. Questo era il senso già quella volta, poi questo argomento non è stato più ripreso. Mi sembra di averne parlato anche in un'altra sede quando c'era da approvare un DUP. Comunque, secondo me, devono essere definite delle regole perché anche le associazioni che organizzano le manifestazioni spesso si trovano in difficoltà rispetto all'esigenza che hanno di chiudere una strada perché devono passare le biciclette piuttosto che i runners, e di fronte a quello per capire, diciamo, anche il tipo di chiusura che può essere fatta. Cioè io propongo, quando farete delle regole, perché le regole secondo me devono essere fatte, di prevedere quelle che sono le chiusure normali, diceva il consigliere prima, tutte le domeniche la via Martiri della Libertà è un'area pedonalizzata. Ok, lì bisogna anche pensare che ci sono i residenti che hanno la macchina, adesso non ci sono nel caso alberghi, ma se andiamo in altre città, se c'è un albergo che ha la sede in una zona pedonalizzata, comunque il taxi o la macchina stessa del privato ha la possibilità di accedere al posto, al garage dell'albergo, per fare un esempio. Analogamente, se uno abita nella zona, non può essergli impedito di uscire fuori, cioè bisogna trovare le modalità, anche in occasione di manifestazioni, di
poterli fare uscire, cioè tenerli chiusi 12 ore, diciamo, ecco, dalla mattina alla sera, chiaramente crea una serie di problematiche. Quindi io cercherei di trovare delle modalità sia per quelle che sono le giornate che chiamo io di pedonalizzazione normale, sia quelle in occasione delle manifestazioni. E anche quando vengono organizzate delle manifestazioni bisogna anche tenere conto delle regole, di certe regole che devono essere rispettate, facendo in modo che anche in presenza di aziende che dall'esterno vengono ad esempio a vendere prodotti, ci sia spazio anche per i locali ad esempio di esporre i loro prodotti, cercare di coinvolgere di più gli operatori che sono sul posto. Esempio, si fa una manifestazione tipo quella che è stata fatta forse la scorsa settimana, street food, qui tra l'altro in centro, no? Cioè, allora ok, facciamo pure venire qualcuno che richiama anche la gente che viene da fuori, ma facciamo in modo di coinvolgerli se sono disponibili, perché se poi non si fanno coinvolgere o non vogliono partecipare, allora la palla passa anche in mano ai commercianti. Ecco, cioè se loro si danno da fare, se li mettiamo nella possibilità di anche loro di partecipare a queste iniziative e di sfruttare la pedonalizzazione, quindi la presenza di queste manifestazioni, sicuramente potrebbe essere una cosa importante. Anche l'ultima cosa che ci è capitato anche come associazione è che anche la comunicazione della pedonalizzazione deve essere standardizzata, cioè evitando che i messaggi o la cartellonistica vengano interpretati in maniera distorta, cioè ogni associazione è tenuta a predisporre la sua cartellonistica. E forse se venisse definito che quando viene chiusa Viale della Libertà, per fare l'esempio, si devono mettere 10 cartelli, uno in cima a Vittorio Veneto, uno in fondo, dove si scrive non Serravalle chiusa, ma Serravalle pedonalizzata, ci sono i parcheggi, si può attraversare, eccetera, eccetera, ecco che allora anche le associazioni che si danno da fare, come ha detto il consigliere prima, sono anche più tranquille nel fare in modo che le indicazioni che danno sono recepite e non creano tanti dispiaceri sia negli esercenti che nelle persone che vi abitano. Insomma, io credo che la conclusione sia programmare e darsi delle regole che siano condivise. Grazie consigliere. Consigliere Dus. Ok, buonasera. Innanzitutto ringrazio il consigliere De Bastiani che ha sollevato questo tema tramite questa mozione che era un po' rimbalzata sui giornali con aspre critiche a seguito appunto della manifestazione. Mi fa piacere parlarne perché è chiaramente un tema nevralgico, anche perché è conseguente a un'opera, forse l'opera più importante che è stata realizzata a Vittorio Veneto negli ultimi 30 anni, cioè quella del traforo. E quindi è obbligo iniziare. Come ha detto giustamente il consigliere De Antoni, è da un pezzo che dovremo ragionare. E in realtà di proposte in quest'Aula ne sono state fatte e avanzate in questi anni, proprio da lei, consigliere Razzera, no? Non ultima quella del mercato, che tarda ancora ad arrivare fondamentalmente. Ecco, io credo che ci voglia a un certo momento anche uno scatto di coraggio, sapendo che alle volte si rischia di scontentare qualcuno, perché è inevitabile che le trasformazioni, soprattutto in un territorio fragile e datato come quello nostro, qualsiasi modificazione dello status quo crea del malcontento. Però altrimenti ci releghiamo veramente a rimanere fermi e ancorati ad un glorioso passato che in questo momento non c'è più. Detto ciò, venendo un po' al concreto, io ribadisco una proposta che ho già fatto sui giornali, e cioè è quella di identificare un giorno, un momento della giornata, un momento del weekend, insomma un momento standardizzato in cui si decida che il traffico a Serravalle deve essere interrotto, il traffico veicolare. Perché dico questo?
perché solo così, io credo, ma è un mio banalissimo pensiero, si può fare in modo che le persone si abituino sia ad andare a raggiungere Serravalle anche senza l'auto, perché il rischio, ed è così perché lo registriamo ogni volta che succedono questi eventi, è che siccome noi siamo abituati nel territorio in cui viviamo ad arrivare a prendere il pane dentro il panificio con l'auto, è chiaro che se vediamo, dobbiamo fare 50 metri per trovare il parcheggio e dopo il parcheggio è pieno, la seconda volta non ci andiamo più. Perché è poco da fare, il tessuto nostro culturale e sociale è questo, di ognuno di noi. Basta vedere che quanti girano, si muovono in bicicletta per il quotidiano, pochissimi, tutti noi prendiamo l'auto nel quotidiano anche per fare le più banali attività. Perché, ripeto, socialmente, culturalmente, questo è il nostro modo di vivere. Quindi anche sradicare personalmente queste abitudini è molto complesso e credo che il processo possa avvenire solo sapendo che, come so che ogni prima domenica del mese c'è il mercatino, so che ogni prima domenica del mese è un po' un caos andare a Serravalle e quindi mi metto nella condizione mentale che mi ci vorrà 5 minuti in più per raggiungere il locale, 5 minuti di più per andare a comprare quel dato prodotto. E certo, se io ho una programmazione discontinua, macchia di leopardo, dove una domenica è chiuso, una venerdì sera è chiuso, però il sabato è libero e il giorno dopo però c'è l'attività, poi c'è la mostra, c'è il caos e uno dice vado su, però non so, alla fine se che c'è vado da un'altra parte perché sono più comodo andare da un'altra parte. Anche, io credo che anche decidendo che è il venerdì sera, che è il sabato sera, che è la domenica tutto il giorno, anche facendo questa decisione verranno calpestati degli interessi legittimi e quindi arriveranno le proteste. Però, ripeto, se non c'è il coraggio di superare queste proteste è meglio che non si faccia niente perché si crea solo l'immobilismo. Vengo invece un attimo all'incontro che lei ha fatto. Io non so bene di che incontro si tratti, probabilmente era un incontro che aveva organizzato le categorie o lei, perché noi non siamo stati coinvolti in questo incontro. Ci hanno invitato, perfetto. Registro solo che, ad esempio, siccome Serravalle, noi, come dice lei, parliamo di Serravalle di via Martiri, però arriva un po' più in su, no? E anche un po' più in giù. Allora, sappiamo che adesso è stato modificato un parcheggio, la sosta di un parcheggio a nord di Serravalle, creando un disagio per molti che sono lì, perché è stata modificata la sosta mettendo un disco orario a 120 minuti, quando invece fino da sempre è stato un parcheggio libero. Allora, quella lì è stata una scelta che probabilmente l'amministrazione ha ritenuto di applicare, forse anche sentendo i residenti, i commercianti, eccetera, che però adesso che adesso mi pare che sta sollevando dei malumori, tanto è vero che c'è una raccolta firme in atto su quella cosa lì. Ecco, io ad esempio credo che sia stata una scelta errata, non tanto mettere il disco orario, secondo me aveva più senso mettere il parcheggio a pagamento, perché a quel punto io se voglio parcheggiare pago e posso lasciare là la macchina 5 ore, 10 ore, quanto voglio. Così sono condizionato a spostare la macchina ogni 2 ore. È chiaro che mettere il parcheggio a pagamento, no, ecco, aumentate le tasse, è impossibile. È una scelta che però adesso che effetto abbiamo ottenuto? Che un turista, se viene lì e mi parcheggia, ogni 2 ore mi deve andare a spostare il disco orario o la macchina perché sennò... No, adesso era tutto, adesso l'avete spostata a una parte, era tutta la piazza. Sì. Dopo avete sistemato, ma prima era tutta la piazza. Allora dico, non c'erano grossi problemi, però giustamente si è deciso di affrontare come l'avete affrontato. Io ripeto, dal mio punto di vista probabilmente scontentava nell'immediato e aveva una reazione più forte mettere a pagamento, però consentiva al turista che viene giù, parcheggia la macchina lì, va a mangiare a Serravalle, si fa la passeggiata, sta 3 ore e è tranquillo, ha messo il disco orario su 3 ore, sì, ha pagato il biglietto per 3 ore. Così cosa facciamo? Gli facciamo tornare su e cambiare il disco orario perché è 120 minuti? Ecco,
Questo è un esempio per dire che ci vogliono delle scelte che scontentino qualcuno, se no... Concluda, consigliere. Vabbè, mi avvicino alla conclusione dicendo che ribadisco qual è la mia proposta, e cioè che si identifichi, coinvolgendo le parti, sia i commercianti che naturalmente tengono viva Serravalle, perché se non ci sono loro ci sono solo 4 edifici che crollano e dentro ci abita una persona per palazzo, quindi se non ci sono loro veramente creiamo un deserto. Facciamo in modo che tutti riescano a trovare un loro equilibrio socio-economico, però abbiamo anche il coraggio di decidere una volta, perché se no continuiamo a spostare la palla, se ne parliamo e sono 3 anni che continuiamo a dire sì, il mercato ci stiamo ragionando, sì, la domenica vediamo cosa fare, però il tempo passa. Grazie consigliere. Consigliere Bagliana. Grazie. Allora, innanzitutto penso sì che la mozione presentata ci dia l'opportunità, appunto, come è stato già detto, di fare alcune riflessioni che secondo me andranno fatte da qua in avanti, perché questo processo di pedonalizzazione, anche se saltuaria, non si esaurirà in un brevissimo tempo, cioè continuamente ci sarà un'evoluzione. Quindi è giusto che il Consiglio Comunale ne possa discutere e è giusto che anche la questione venga anche discussa nelle commissioni competenti, no? Quindi, come diceva il consigliere Dus, è un argomento abbastanza importante per il sociale, insomma, e anche per tutta la questione urbanistica. È giusto che ci prendiamo gli spazi anche per riflettere, per discutere, per fare delle proposte. Quando si fa una pedonalizzazione, un processo di pedonalizzazione, anche se in un periodo limitato, come può essere quelle delle domeniche, secondo me c'è da tenere in considerazione molti aspetti. C'è l'aspetto urbanistico e viario, poi c'è da considerare il nostro patrimonio storico e culturale, quindi non è solo una questione chiudiamo la strada e basta, no. C'è da far interagire anche l'aspetto culturale, l'aspetto, mi ripeto, nel patrimonio, e poi da considerare soprattutto l'aspetto sociale che questo determina. L'aspetto sociale che è legato al tessuto residenziale e al tessuto economico del quartiere, perché Serravalle, come abbiamo detto, vive perché ci sono i residenti, ma vive anche perché ci sono una serie di attività che fortunatamente si sono mantenute all'interno di un centro storico, perché guardandoci un po' attorno dal centro in poi, anche a Serravalle ci sono parecchi negozi chiusi, però c'è ancora un po' di tessuto di collaborazione, c'è ancora quella vecchia bottega, quel vecchio che li tiene uniti. Io penso un'altra cosa, che posto l'obiettivo, che l'obiettivo secondo me è condivisibile, cioè quello di dire proviamo a chiudere durante alcune domeniche, e quindi siamo tutti d'accordo, perché naturalmente non possiamo alzare l'asticella, per noi è impensabile pensare a un'isola pedonale permanente, questa è una cosa che non so quando avverrà e come avverrà, a questo punto non ci siamo al punto step 1, diciamo, no? Quindi quello di dire proviamo a chiudere delle domeniche, e penso che su questo obiettivo gran parte di noi, penso quasi tutti i consiglieri, siano d'accordo. Il problema è che, secondo me, anche per fare questa piccola trasformazione c'è necessità di fare uno studio e una programmazione. Ecco, forse quello che manca, dal mio punto di vista, è che non possiamo fare le cose in modo estemporaneo, che non possiamo decidere chiudiamo quelle 4 domeniche a prescindere da tutto. No, se chiudiamo quelle 4 domeniche dobbiamo programmare innanzitutto come si chiude, tutta la questione organizzativa, quindi va fatta tutta una valutazione, e secondo me in questa valutazione, questa programmazione, questo studio, assessore, secondo me è necessario farlo coinvolgendo persone competenti, quindi risorse umane e anche risorse economiche, cioè mi viene da dire
Sì, non basta dire chiudiamo e mettiamo in campo i vigili, cioè, secondo me va fatto un'analisi con le diverse valutazioni e quindi io inviterei a seguire questa strada di uno studio, di un'analisi e una proposta ben articolata. In questa analisi, in questa proposta, naturalmente devono essere coinvolti tutti i soggetti portatori di interesse, okay? Che adesso va tanto di moda questa parola di coinvolgere tutti, ma in effetti è vero, perché se prendiamo le decisioni, però lasciamo fuori quelli che sono direttamente interessati, residenti, commercianti e anche chi poi va a Serravalle, ecco che la cosa non funziona. Quindi io direi, io la proposta che faccio è che, e quindi anche ieri mi sembra che sia emersa dalla riunione, che mi sembra di capire che i commercianti dicano cioè, ma non è che chiudiamo e basta, chiudiamo e cerchiamo di riempire in quelle giornate, di metterci dei contenuti all'interno di Serravalle, di fare delle proposte che possono venire da delle associazioni, dalla stessa amministrazione, dalla parte culturale, dall'assessorato alla cultura, cioè cerchiamo di riempire tra virgolette, il contenitore Serravalle, che è già un bel contenitore, però proviamo a darci dei contenuti. Quindi quello che ripeto, mi sento di suggerire è di fare una programmazione però dettagliata. Ecco, questo per il primo intervento mi fermo qua. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere De Bastiani. Mi sembra che quel giorno Serravalle fosse tutta chiusa, perché via Martiri si era chiusa, ma era via chiusa anche via Roma, era chiusa credo anche via Casoni, mi sembra che fosse stata tutta chiusa, però almeno io l'avevo capito così. Del resto, io sono arrivato al Bar Alpino, ho trovato il cartello con la scritta Serravalle chiusa, ho girato la macchina e sono tornato in centro. Ho immaginato che fosse chiusa per non so quale motivo. Ma il problema e il motivo di questa nostra interrogazione è riaffermare l'osservazione che noi vi facciamo sempre, e cioè che a noi sembra che voi state da 3 anni governando alla giornata, alla carte come si dice. Cioè, quel 10 settembre c'era da chiudere perché c'era una gara podistica, vabbè, domenica chiudiamo. No? Senza appunto quello che noi appunto mettiamo sempre in evidenza, senza un programma, senza pensare alle conseguenze, senza pensare a come supplire a dei problemi che la chiusura comporta. Chiudere Serravalle, secondo me, è un bellissimo sogno. Che sia possibile non lo so, io ho qualche dubbio, però questo non è detto che si possa provare. Però per provarlo non dobbiamo provarlo così alla giornata. L'assessore Posocco si è un po' risentito per le proteste dei commercianti e ha detto vada così a non fare niente. No, c'è una terza via, quella di fare le cose fatte bene o di cercare di fare le cose fatte bene. È difficilissimo pedonalizzare Serravalle. Serravalle esiste proprio in funzione del traffico che l'ha sempre percorsa. Il benessere e la fortuna di Serravalle è stato la viabilità e lo è ancora. Quanti sono quei turisti che capitano per sbaglio ad attraversare Serravalle e magari si fermano e ti dicono ma una cosa così non immaginavo che ci fosse. È questo il problema, sarà questo il problema da affrontare e da discutere assieme con tutti quanti coloro che potranno dare un contributo. Perché tra l'altro le cose da fare, cioè c'è il contenitore, ma
Un conto è mettere dentro un certo prodotto, un conto è metterne dentro un altro. Secondo me Serravalle, centro storico tra i più belli sicuramente del Veneto, richiede dei contenuti di un certo livello. Comunque, tutti temi e motivi di discussione e di confronto, ma se non vogliamo farlo, se voi non volete farlo, perché voi siete abituati così purtroppo, no? Voi dite, il popolo ci ha unti, no? Ci ha dato il mandato e noi per questo tutto quello che faremo è comunque giusto. Invece purtroppo finora le cose non si sono dimostrate in questo modo. Grazie consigliere. Consigliere Gomiero. Buonasera, ma a nord di questa città ci si deve sempre lamentare di tutto? Non va bene niente, se penalizziamo non va bene, se cerchiamo di fare un parcheggio non va bene, se regolamentiamo porta calore non va bene. Vi siete preoccupati, c'eravate voi, quando avete messo il disco orario dietro la chiesa di San Giacomo? 120 minuti, è venuto qualcuno a protestare? No, e allora perché la porta calore... No, non va bene, perché la gente si lamenta, ha preso un sacco di multe, perché parcheggia la macchina non si accorge neanche che c'è i 120 minuti, succederà uguale lassù? Non lo so. C'è solo una metà città che si lamenta e la parte sud, che è la operativa, che c'è più traffico e tutto, non si lamenta mai. Vabbè, ascolta la roba, io ti ho lasciato parlare prima. Ti dico solo che a nord ci si lamenta di tutto, a sud adesso nessuno dice che ci sono 2 rotatorie aperte e che non c'è più un pelo di colonna a San Giacomo o limitata, per grazia di Dio. Abbiamo tribulato 10, 12, 15 anni con un traffico infernale e non ci siamo più di tanto lamentati. Siamo riusciti a portare una ciclabile e non ci siamo lamentati. Però se ogni qualvolta un'amministrazione decide di fare qualcosa, troverai sempre qualcuno che non gli va bene. Sono delle scelte che un'amministrazione fa, sicuramente anche a San Giacomo non ci sono parcheggi come a Porta Cadore, perché il problema di fondo qual è? Che uno non vuole attraversare la strada e andare a parcheggiare davanti alla chiesa. Avete creato dei parcheggi dalle poste, avete creato dei parcheggi dietro la scuola e la gente non ci vuole andare perché non vuole fare 200 metri a piedi. Stesso discorso di Serravalle, se la chiudi devono capire che o via Cavour o di qua o di là, trovando un sistema sicuro migliore di comunicazione, possono trovare un posto da parcheggiare, perché che sotto se paghi puoi parcheggiare, no? Ok? Quindi sempre, cioè sono qua ogni consiglio comunale che ci lamenta sempre di tutto. L'avete fatto voi, avete deciso voi e via. Madonna, stiamo qua a parlare ore e ore e ore e cosa concludiamo? Adesso ci mettiamo d'accordo tutti. Vabbè? Noi ci mettiamo d'accordo e poi 10 cittadini, 20 cittadini, 50 cittadini non gli va bene. Non troveremo mai su questa città, come in tutte le città, un capo per accontentare tutti. Cerchiamo tutti, assessori, consiglieri comunali, sindaco, di trovare una quadra. Adesso per una domenica è venuto fuori l'inferno. Le domeniche successive col caldo sicuramente il Serravalle non può accettare gare podistiche o roba del genere che hanno determinati regolamenti, perché determinati regolamenti richiedono la chiusura per la sicurezza. Quindi mi sembra aver letto, non so se sbaglio, che la scuola di Maratona non verrà più a Serravalle a fare manifestazioni. Non so se ho letto male o il loro presidente ha fatto una dichiarazione così. Quindi li porteremo a Sant'Andrea dove possono andare su in montagna e ritornare su senza disturbare chi vuole andare a Serravalle il 10 di luglio, no 10 settembre. Consigliere De Bastiani. Grazie. Grazie consigliere. La parola all'assessore. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Vorrei mettere un po' di chiarezza rispetto a quello che è successo. Una vicenda che ha fatto abbastanza scalpore in città. Volevo sottolineare una cosa. Il 10 di luglio non era prevista la pedonalizzazione di Serravalle. Non erano i nostri programmi
Però il 10 luglio c'erano 4 manifestazioni in città, importanti. La pedonalizzazione non l'ha chiesta neanche l'associazione che ha organizzato la gara, ma poi, visti i problemi di sicurezza che più manifestazioni insieme avrebbero generato in città, assieme alla polizia locale, in quel momento abbiamo visto che era più semplice gestire la città chiudendo Serravalle. Certo, ha causato qualche disagio, ne sono consapevole, ma il motivo è questo, quindi nessuna colpa all'associazione che si era resa disponibile a fare la partenza, riaprire e poi eventualmente chiudere in caso di quando i primi atleti fossero arrivati, e questo era anche gestibile perché poi sono quelle gare che arriva un atleta alla volta, quindi non è che causino però la decisione è stata presa proprio perché in quella data a Vittorio Veneto si svolgevano più manifestazioni, quindi era difficile gestire più manifestazioni a Vittorio Veneto e più manifestazioni nella zona del Vittoriese con Revine Lago, piuttosto mi sembra che ci fossero anche i campionati di canoa, se non ricordo male. Detto questo, e qui non concordo assolutamente con il consigliere De Bastiani quando dice voi siete qui, governate, non parlate con nessuno, assolutamente non è il nostro modo di fare, almeno per quel che riguarda attività produttive, tant'è che tra una pausa Covid e l'altra, purtroppo nel 2020, siamo andati a incontrare i commercianti di Serravalle, perché noi amministratori avevamo una certa idea. Con me sono venuti dei consiglieri comunali in maggioranza, siamo andati, abbiamo incontrato i commercianti, abbiamo espresso la nostra opinione sulla chiusura, che cozzava totalmente, per certi aspetti, con quello che chiedevano i commercianti. Abbiamo fatto una marcia indietro, abbiamo programmato una delle prove per la chiusura del sabato sera dopo la chiusura dei negozi e la domenica. Saltato tutto per il Covid. Subito dopo, sapete poi nel fine 2020-2021 com'è andata. Abbiamo poi riproposto una prova, perché quello che dice la consigliera Bagliana dice bisogna fare uno studio, programmazione, eccetera, eccetera, certo, però tutto quello che puoi fare bisogna poi misurarlo sul campo, perché noi non sappiamo come la città reagisce a certe attività, a certe chiusure, quindi bisogna anche vedere, e nessuno sa come andrà. Allora abbiamo deciso di lanciare la pedonalizzazione di Serravalle il 18-19 di giugno, con degli eventi serali il 18 e il 19 con la chiusura di Serravalle. Sfortunatamente, per causa anche qua del Covid, l'evento del 18 sera è saltato e di conseguenza anche la domenica abbiamo dovuto cambiare in corsa e proporre un evento molto bello, veramente molto bello, che ha causato critiche anche questo, perché bisogna dire che ha causato anche critiche da parte di alcuni la Serravalle, però siamo dovuti entrare in urgenza. Di qui abbiamo incontrato, il consigliere Serra ha incontrato poi i commercianti per via della programmazione di lanterne, che in 15 giorni abbiamo programmato questo bellissimo evento che sta funzionando alla grande, in cui i commercianti hanno proposto loro stessi, e noi abbiamo proposto e loro hanno accettato, la pedonalizzazione di Serravalle al venerdì sera. Successo enorme. Sì, pedonalizzazione, io intendo sempre, pedonalizzazione nella testa dell'amministrazione è via Martiri e basta, via Martiri e basta, lo sottolineo. Okay? Il 10 era un altro discorso dovuto a motivi di sicurezza per la gestione di più manifestazioni in città, lo risottolineo. Questo è stato il venerdì sera, complice un bel contenitore, perché devo dire che le associazioni ha preparato un bel contenitore, complice il tempo, bello, alla ricerca un attimo di aria, eccetera, eccetera, la pedonalizzazione è andata benissimo, sono andati benissimo gli eventi, sarebbero andati benissimo lo stesso, le lanterne avrebbero funzionato lo stesso, però un conto è passeggiare liberamente in un centro storico libero dalle auto, un conto è occhio che, ecco. Il prossimo appuntamento, sempre concordato con le associazioni, è durante la Sagra di Sant'Augusta. Per il primo anno quest'anno, tutte le sere, non solo la sera dei fuochi, Serravalle, logicamente, ma qua è una cosa logica, c'è un altro contenitore e verrà chiusa. Ecco, questo è quello che avevamo programmato e quello che stiamo portando avanti. Da qui poi
le proposte da fare. Cosa vogliamo fare a Serravalle? Certo, a me il discorso per dire che ha fatto Marco Dus mi trova concorde al 100%, quello che dice, ma penso che concordiamo tutti su provare a vedere, magari mettere una giornata, una serata e vedere come poi la popolazione reagisce, non solo i vittoriesi ma quelli che vengono da fuori. Cosa che però scozza con quello che ho sentito ieri. I commercianti sono contrari a questo. Questo ce l'hanno detto. Cioè, loro dicono bisogna prima metterci il contenitore e i contenuti e poi possiamo chiudere Serravalle. Certo, le associazioni questo sono in grado di fare 4-5 manifestazioni, tutte le associazioni all'anno, è impossibile gestire tutte le settimane così. Quindi se ci sono i contenuti va benissimo la chiusura, altrimenti no, non funziona. E questo è il motivo, è un attrito, ma un attrito tranquillo, sì, non è che, che... Il consigliere De Bastiani prima ha detto un turismo sportivo che va a vantaggio di tutti. Sono d'accordo. Ok. Nel quartiere non si percepisce questo. Un altro motivo di disaccordo col quartiere è questo. Io vedo a Serravalle, mediamente il sabato e domenica, un turismo fatto, un turismo culturale importante, okay, le guide, le persone, ma c'è una gran parte di turismo, fra virgolette, sportivo. Vanno a camminare, tornano, si fermano in Piazza Flaminio, arrivano, vanno a camminare, vanno su a Sant'Antonio Abate, tornano, poi si fermano, i ciclisti arrivano, ecco. Turismo sportivo che verrà, io lo chiamo turismo sportivo. Sì. Ma io 7 minuti, non... come i consiglieri. Allora mi riservo il secondo intervento, grazie. Posso aggiungere? Prego, Sindaco. No, una semplice aggiunta, perché magari le cose sembrano semplici oppure fatte senza pensare. Relativamente al parcheggio a Porta Cadore, Marco, sono arrivate molte richieste di fare qualcosa perché era diventato un parcheggio di scambio, per cui dai commercianti arrivava la necessità, la richiesta che fosse regolamentato, perché le macchine le vedevano ferme dalla mattina alla sera per chi magari andava a Belluno e lasciava comodamente la macchina là. Quindi è stata univoca la richiesta di fare un qualcosa. A questo abbiamo risposto con un disco orario, 1 ora, 2 ore, ma lì si mangia anche, allora facciamo 2 ore e proviamo con 2 ore. E quindi abbiamo ottemperato all'unica forma di richiesta che arrivava. Appena fatto, uno di quei commercianti ha detto no, ma a me serve che i miei clienti possano fermarsi per più ore. Quindi si è palesato un'altra forma. Adesso vedremo se sarà logico lasciare mezza piazza obbligando al ricircolo e mezza dove anche questo qua possa trovare soddisfazione. Però voglio dire, la risposta che si dà è sempre a una richiesta che viene. Il quartiere stesso, per primo, mi aveva evidenziato il fatto che non si poteva lasciarlo libero. Il quartiere stesso. Abbiamo ottemperato. Non funziona per tutti, cercheremo di dosare la cosa. Voglio dire che non viene fatto a caso, ecco, tutto qua. Consigliere Rasera, per il secondo turno, Sì. per il secondo giro, vediamo se ci sono altre prenotazioni. No, uguale. Allora via con il secondo, era secondo giro. Consigliere? Grazie, buonasera a tutti. Consigliere Dus, io non critico ovviamente, perché abitando in centro a San Giacomo, quella scelta di mettere le 2 ore. Va bene, perché prima c'erano soprattutto auto di gente della Bassa Trevigiana che venivano carichi di biciclette, parcheggiavano lì tutto il giorno, perché lo avevano preso come un parcheggio scambiatore, e questo qui non va bene per l'economia di un quartiere, perché le persone che devono andare nei negozi, e adesso non so, se un ristorante
uno può stare anche più di 2 ore a mangiare e bere, ma se uno deve andare a fare la spesa in macelleria o altri negozi così, altro che 2 ore, fai in tempo a passare tutte quante le botteghe che ci sono lì a San Giacomo. Quindi va bene, sì, non critichiamo mica. L'unico problema è a Vittorio trovare i parcheggi scambiatori, perché come diceva il consigliere Gomiero, c'è un parcheggio scambiatore a San Giacomo, che è quello vicino alle poste, però la gente non lo usa. Preferisce, magari rischiando di prendere la multa, ma parcheggiare in piazza. Bisogna cambiare la mentalità delle persone. Poi io sono uno di quelli che per la mobilità alternativa sono, come sfondate una porta aperta. Grazie. Grazie consigliere. Vuole intervenire l'assessore Juliana? Allora, sì, grazie. Mi sento un attimo tirata in causa sia dal consigliere Bagliana che De Bastiani riguardo all'uso, tra virgolette, di Serravalle come centro storico dal punto di vista culturale. Sono pienamente d'accordo sul fatto che è un gioiello architettonico, che è il nostro gioiello e che vada riempito di contenuti adeguati alla preziosità di quello che è il contenitore. Però quando sento parlare di va riempito di contenuti, quali? Allora, io credo che già stiamo lavorando molto in questa direzione e sfido chiunque a dimostrare il contrario, anche se vedo il sorriso ironico del consigliere De Bastiani, il quale ci accusa di governare alla giornata. Beh, dal punto di vista culturale vi assicuro che non è affatto così. La programmazione culturale è una programmazione che parte con largo anticipo e che vede una Serravalle dove il teatro lavora giorno e notte, che vede il museo aperto, anche secondo il vostro suggerimento, un giorno in più alla settimana. L'abbiamo aperto il venerdì, oltre il sabato e la domenica, che vede eventi all'interno del museo che assecondano quelli che sono gli eventi realizzati dai commercianti. La Lanterna Serravalle ha visto all'interno del museo degli eventi ad hoc realizzati per questo e sono stati hanno avuto anche un risultato apprezzabile di pubblico e di fruitori. È un centro dove Palazzo Todesco sta realizzando delle mostre importanti, davvero significative, che hanno un significato notevole sul territorio e non soltanto sul territorio. Anche all'interno delle chiese vengono promosse attività culturali a partire dai concerti, dalle mostre addirittura nel chiostro o nelle piazze. Quindi Serravalle viene utilizzata come contenitore dal punto di vista culturale e questo ci viene riconosciuto perché lei parla di improbabili turisti. I turisti ci sono, vengono da fuori, vengono a Vittorio Veneto e se ne vanno soddisfatti. Quindi io dico, noi stiamo da questo punto di vista cercando di dare il massimo di quelle che sono le nostre possibilità. Se voi avete delle idee particolari, fatevi avanti, le ascoltiamo. Grazie Assessore. Passiamo al secondo giro. Consigliere Rasera. Allora cercando di capire se si può o non si può chiudere questa via Martiri per quanto riguarda la domenica, partiamo dalla domenica. Io sarei decisamente favorevole, qualcuno non è favorevole, ma accogliendo anche le osservazioni dei commercianti di Serravalle, di abitanti di Serravalle alla riunione, quando io ho detto sì, come proposto anche da Marco Dus sul giornale, eccetera, che era favorevole al discorso della pedonalizzazione della domenica, su 4 domeniche, una domenica avrebbe già una manifestazione già fatta come il
il mercatino dell'antiquariato. Loro dicono noi abbiamo già provato e con le auto che passano in mezzo loro sono favorevoli, cioè noi non togliendo le auto dal mercatino, il mercatino perde di valore perché nessuno si ferma e gli espositori se ne vanno, cosa che io non riesco a capire perché non so, non riesco a dare una valutazione a questa osservazione. Comunque una domenica sarebbe già coperta, magari aiutandola con qualcos'altro, però una domenica su 4 sarebbe già coperta. Per quanto riguarda il parcheggio di Serravalle, di Porta Cadore, chiaramente le esigenze dei commercianti sono diverse, perché chiaramente i negozianti, i bar hanno bisogno di una sosta veloce per trovare posto, chiaramente per bere un caffè sta un attimo. Chiaramente chi noleggia una Vespa ha bisogno che la macchina rimanga là tutto il giorno, chiaramente hanno esigenze diverse, questo è pacifico, però anche avere un parcheggio pieno perché lasciano la macchina tutta la settimana dalle 7 di mattina alla sera alle 7 che rientrano dalla montagna, magari fanno un pulmino e lasciano lì le macchine, è un altro discorso ancora, e avere il parcheggio sempre pieno non va bene comunque. Per quanto riguarda il mercato a Serravalle, caro Dus, io sono qua, io spero mi batterò sempre per avere una parte del mercato a Serravalle, almeno una parte che arrivi in via Martiri. Grazie. Grazie consigliere. Non vedo altre prenotazioni. Consigliere Bagliana. Allora, dunque, parto un attimo dalla questione della chiusura di via Martiri, che mi sembra che partirei dal 10 luglio, scusi Assessore. Allora, il 10 luglio è stato un caso a parte secondo me, cioè è stato un esempio di come se per caso dovesse succedere ancora, sappiamo che così non può funzionare, ecco, al di là che sia successo, voglio dire, no? Quindi ci mettiamo una pietra sopra, direi, però voglio dire, è l'esempio classico di dire, se tu pedonalizzi tutta Serravalle, ok, non può funzionare così, cioè deve esserci una grande manifestazione, grandi eventi, insomma, iniziative importanti. Sì, ho capito, no, nel senso che partiamo almeno da qua, ecco, sì. E quindi questo è il punto. Per quanto riguarda via Martiri, allora, possiamo anche chiuderla, però, allora, la chiusura di una strada, e per essere pedonale, però, se voi sapete in che condizioni è via Martiri, cioè perché anche questo bisogna dircelo. Allora, è quello che dicevo io prima, la programmazione va fatta anche tenendo in considerazione degli elementi strutturali, architettonici, chiamateli come volete, urbanistici, viari, cioè non è che possiamo far camminare la gente, per l'amor di Dio, io cammino volentieri, se chiudete posso andarci, ci vado lo stesso a Serravalle io, però c'è gente che deve camminare e camminare in via Martiri non è molto facile, perché ci sono delle buche grandi come, non so, perché le macchine ci rimettono più di una volta, sì, esatto, bravo. Quindi voglio dire, va bene, però dobbiamo anche rendere Serravalle carina, tra virgolette, mettiamola così, è un gioiello, ma non è tenuta bene Serravalle, scusate se ve lo dico. Via Martiri è in condizioni pietose. Poi ci sono delle situazioni, non è curata nel particolare, non c'è una ricerca del bello, voglio dire, sono emerse anche ieri queste considerazioni, ci sono i sanpietrini buttati là in un angolo che non vengono sistemati, lo so che costa, costa, nel senso che non abbiamo la bacchetta magica e qua non voglio, so che non ci sono abbastanza maestranze, so che non ci sono abbastanza stradini, so che non ci sono abbastanza soldi, però non è che possiamo dire chiudiamo il gioiellino ma con i sanpietrini buttati in un angolo,
che stamattina Rasera ha toccato andare a tirare via i San Pietrini davanti al teatro, che gliel'ha da quanto? Da un anno, non so quanto ci hanno detto. Poi nell'altro angolo, la stessa via da Milano che ho detto prima fa parte di quell'arredo urbano, secondo me, che attrae anche il discorso di rendere carina la città, in modo che uno ci venga anche a camminare solo, se non ci sono magari feste in giro, voglio dire, o eventi. Quindi prima di fare dei passi, oppure contemporaneamente a quello che si è in programma di fare, però bisogna anche alimentare quest'altra cosa, cioè di curarla un po' di più. Poi il discorso della discorso della segnaletica turistica anche, no? Quella là va rinforzata, va tutta una serie di questioni da portare avanti, quindi l'arredo urbano e il decoro, il recupero di zone che stanno cadendo, c'è la questione del fabbricato di ANAS che è là da non so quanti anni, è in condizioni pietose, sta crollando, è veramente vergognoso, e qui ho capito che ci sono dei processi lunghi, forse l'assessore ha detto che c'è un'interlocuzione in corso con ANAS e speriamo che questa sia la volta buona, però voglio dire, camminiamo e poi dall'altra parte c'è ormai è una casa, non so neanche come dire, i balconi che cadono, il tetto che sta crollando, cioè non è che è proprio il massimo, quindi quello che voglio dire io è che deve esserci, se questa è la scelta, un potenziamento anche da un punto di vista di risorse, di impegno e collaborando un po' tutti. Ultima cosa, l'aspetto culturale, assessore. Sì, qualcosa è fatto, però c'è tanto da fare, mi scusi. L'oratorio dei battuti che è chiuso e che io per dar dentro devo andare dal gestore, dall'operatore del museo, l'operatore del museo chiude il museo, torno subito e mi accompagna di là. A me sta roba, cioè, pensa a persone che non entrano in quell'oratorio, in quella chiesetta, perché c'è questo inghippo, ok? Secondo me va superato in qualche maniera, non ho la soluzione, non l'abbiamo, ma ci proviamo. Altra cosa, le chiese, la chiesa di Serravalle che è chiusa, perché, sì, chiudo con questo, uno spunto, secondo me si potrebbe organizzare dei volontari della cultura, che ci sono in tante altre città, come ci sono i volontari della protezione civile, ci sono anche altri volontari in altri settori, ci sono anche dei volontari della cultura, magari provare a fare un progetto dove poter tenere aperte anche le chiese, anche la domenica stessa, nei pomeriggi e alle sere. Va bene, grazie. Grazie, consigliere. Consigliere Dus. Sì, non ho ben capito l'intervento del consigliere Gomiero. Io per una volta ho difeso l'operazione che ha messo in campo l'amministrazione, quindi ha fatto un intervento come se io avessi criticato questa operazione. Io anzi sono tra i più favorevoli, E quindi come sono favorevole al fatto di aver messo all'epoca, insieme alla Giunta Tonò, i 120 minuti a San Giacomo, lei adesso mi dice che è un problema, però non è che i problemi li facciamo emergere noi, emergono anche dalla città. Allora, mi pare che sui giornali siano andati i cittadini, non è che siamo andati noi a dire guardate che ci sono dei problemi. Ecco, questo era per chiarire. E per quanto riguarda il parcheggio a nord, sì, verissimo, uno si deve fermare e andare a bere il caffè, però francamente credo che in un progetto complessivo, anche di tipo su cosa decidiamo di investire su Vittorio Veneto, considerato l'area, l'UNESCO, le parole di cui ci riempiamo spesso la bocca, preferisco che ci siano i turisti che lasciano la macchina perché vanno in giro in Vespa. Non sono turisti quelli? Sì, una parte. No, ho capito, ma voglio dire, quelli che mi parcheggiano e che usufruiscono di quel servizio specifico, beh, quelli là credo che siano turisti, non credo ci siano tanti vittoriesi che prendono la Vespa e si fanno un giro, ci saranno anche di quelli, e quindi voglio dire, secondo me bisogna avere una maggiore attenzione verso questi
che verso quelli che giustamente hanno ovviamente tutto il diritto di fermarsi e andare a bersi il caffè o andare a mangiare la pizza. Niente da dire. Io credo che voi adesso avete adottato una soluzione per dare un colpo al cerchio ed uno alla botte. Mettiamo 120 minuti da una parte e lasciamo libero dall'altra e vediamo un po' come funziona la cosa. Io vi ho detto come la penso, però, ripeto, sono da questa parte della scrivania e voi da quell'altra. Per quanto riguarda la sua proposta, anch'io faccio fatica a capire perché le cose non dovrebbero funzionare se si chiude la domenica, perché quando vado a Piazzola sul Brenta, al mercatino dell'usato, è su una piazza, parcheggio a 1 chilometro, faccio tutta la strada a piedi sotto il sole, sotto la pioggia, sotto la neve e vado nel mercatino. E il mercatino è chiuso, ci sono tutte le botteghe. Ovvio, il problema è un problema di qualità, perché la qualità che ci sono negli altri mercatini non è spesso la qualità che c'è qui a Serravalle. Perché? Perché probabilmente, non so, non c'è una capacità attrattiva, o quantomeno non ci sono così tante persone che lo frequentano da aumentare una qualità di quel mercatino. Questo, secondo me, è uno dei focus su cui ci si deve confrontare. E spesso le domeniche di ottobre, quando piove, che tira un vento, c'è Via Martiri che è aperta, eppure il mercatino è un deserto dei tartari, perché chi è che si può fermare là sotto? Perché fa freddo. Allora anche lì un ragionamento su vale la pena fare 4 bancarelle di coraggiosi che riescono a tenere aperte queste bancarelle sotto la pioggia, il vento, la neve, perché nonostante i portici non ci si riesce a riparare. Ecco, poi sì, erano stati messi in campo all'inizio del mandato, anche con un certo vigore comunicativo, i progetti legati al rifacimento delle facciate. Quel progetto lì, che sembrava che dovesse stravolgere Serravalle con uno studio fantastico, poi si è scontrato purtroppo con la realtà dei fatti e la complessità. Cioè che lavorare lì, operare lì, i costi che sono schizzati, il Covid, eccetera, eccetera, ha visto quel progetto, non so, si possono contare sulle dita di una mano, credo, le facciate, no, neanche, una facciata hanno restaurato, forse 2, ecco, sì. Eppure anche quello non è che sia stato un progetto contrastato da noi, era un'operazione, secondo me, interessante. Poi, ripeto, c'è la complessità di lavorare lì, e probabilmente quella complessità è ancora maggiore nel momento in cui tu devi lavorare su una strada trafficatissima, perché alla fine mi possono dire che molti vanno sul traforo, però molti continuano a passare di là, nonostante ci sia una strada che è diventata veramente pericolosa ormai. L'assessore Fasan lo sa, no? Che la strada lì, Via Martiri, ormai è pericolosa, sì. Ma lei ha una macchina molto alta, io ho una macchina bassa invece e tocco sempre sotto. Allora un giorno le mando la fattura della coppa dell'olio, perché prima o poi me la spaccherò lì. Faccia qualcosa, come in via Roma. C'era qui, oggi non c'è, quindi non sarebbe neanche il caso di parlarne, ma c'è il Presidente del Consiglio Sant'Antonio, ricordo che faceva delle battaglie molto feroci e giuste su via Roma e sul degrado di via Roma. Ora, non mi pare che la situazione sia cambiata su via Roma. So che sono in previsione dei lavori, però quando li facciamo questi lavori? Concluda, consigliere. Concludo dicendo che sposo la proposta del consigliere Rasera, spero che possa essere messa ai voti prima o poi, e se non passa ai voti, se ha una delibera di giunta, ben venga, e io la sosterrò, ma molto serenamente, indipendentemente da quello che pensano altri che mi tirano la giacchetta o d'altro che sono contrari, perché francamente se no, ripeto, torniamo ad essere fermi immobili sulle nostre posizioni. E per quanto riguarda la sollecitazione che viene dall'assessore Uliana sul fatto di fornire delle proposte, sì, arrivo alla conclusione e mi permetto di dire che l'assessore è lei, riveste questo incarico, è anche retribuita per questo, e io sono un umile consigliere di minoranza e questo è il ruolo che mi ha relegato la cittadinanza, e questo esercito nei migliori dei modi. Grazie consigliere. Consigliere De Bastiani. Sì, volevo rispondere all'assessore Uliana che noi non mettiamo in dubbio il suo massimo impegno per l'animazione di Serravalle, è che constatiamo invece il risultato che non raggiunge neanche il minimo.
Allora, se noi parliamo dei ragazzi del Da Ponte, sicuramente è incommiabile il loro impegno, che però tra l'altro non è legato al discorso della pedonalizzazione. Non credo che il teatro da Ponte funzionerebbe meglio se pedonalizziamo via Martiri. L'oggetto della nostra proposta, della nostra delibera, ritorno perché abbiamo divagato un po', è di chiedere all'amministrazione che elabori e ci proponga un suo piano e che questo progetto venga condiviso con tutti gli attori interessati alla questione e al futuro di Serravalle. E questo sostanzialmente la richiesta e il motivo di questa nostra mozione. Grazie consigliere. Non vedo altre prenotazioni. Sindaco. No, volevo dire a Marco due parole per quel che riguarda quel progetto dove ci siamo impegnati a fondo per il discorso delle facciate. Tutti sanno che tutte quelle facciate là sono facciate private, quindi il Comune non può sostituirsi ai privati. Avevo sperato di poterci impegnare quantomeno sui sottoportici, che sono di proprietà privata anche quelli, ma essendoci un uso pubblico, pensavo che potesse essere sufficiente per giustificare un esborso per cambiare i pavimenti neri, per ripulirli, per risanarli un pochettino, perché sono veramente malmessi anche quelli. Non è possibile, non è stato possibile, quindi abbiamo fatto di tutto e di più per facilitare i privati, l'abbiamo proposto anche con una manifestazione dove sono venuti anche tutti quanti quella volta. La sovrintendenza stessa, sapendo che ci sono nella regione Veneto moltissimi centri con le case cinquecentesche, con lacerti e rimasugli di pitture molto belle, feltre piuttosto che... Quindi gli serviva anche proprio come sperimentazione. Abbiamo avuto la super fortuna di avere anche il bonus facciate che era disponibile. Persa questa opportunità, non credo che ce ne potranno mai esistere, e questo mi lascia alquanto perplesso circa il futuro di quelle facciate. Una facciata, sono salito l'altro giorno per vedere sulle impalcature come sta andando, ci sono delle forti discussioni fra le sovrintendenze sul tipo di protezione da mettere sul colore per farlo risaltare più o meno, ma comunque il lavoro si avvia alla conclusione, abbastanza è stato anche recuperato. Forse mi hanno detto che ce n'è un'altra che dovrebbe partire con lo stesso meccanismo, ma siamo abbastanza in forse. Dispiace a noi, dispiace alla sovrintendenza, d'altro canto al massimo noi l'abbiamo fatto. Relativamente a Via Roma, pensavamo con un finanziamento di poterla aggiustare, perché ci sono dei tratti in cui i sassi saltano via, la sovrintendenza ci ha dato l'obbligo di fare tutto e non soltanto i buchi, quindi chiaramente con quella cifra non si riuscirà a farlo tutto. In più c'è anche il discorso che se nel momento che dovessimo togliere la copertura vale la pena che ci siano quegli interventi altrimenti impossibili di Piave Servizi, sia in termini di sostituzione della condotta del 908 dell'acqua, sia con l'implementazione di almeno una prima tratta di fognatura. Realizzeremo una parte. Ecco. Prego, Assessore Posocco. Sì, due curiosità che vado avanti per il futuro. Penso sia quasi verso la conclusione il progetto Cammino UNESCO che da Vittorio Veneto arriverà
a Serravalle, e questo mi auguro, Davidor, scusate, a Serravalle, questo penso permetterà, a Serravalle arriverà in centro, a dire la verità, scendendo a Serravalle, spero questo arricchisca ancora di più la presenza nel quartiere. Un'osservazione su cui dobbiamo crescere, quando il sindaco so che sta già lavorando, quando accogliamo i turisti anche nei locali così, al momento abbiamo tanto da lavorare, dagli stessi menù solo in italiano nei locali, quando abbiamo gli inglesi, i tedeschi che ci sono, quindi abbiamo tanto da fare, abbiamo una zona che richiamerà secondo me tanta gente, però dobbiamo essere pronti per accoglierli, questo sì. Un'altra cosa che lo dico, ma sarà compito, già ci siamo parlati ieri col consigliere Rasera, con queste persone in monopattino sotto i portici sono insopportabili, quindi qua verrà fatta un'azione da parte dell'amministrazione di più controllo. Chiedo a voi, ma a tutti i cittadini, che qua prima o dopo qualcuno si fa male, quindi monopattini e anche biciclette sotto i portici, cerchiamoci una strada e cerchiamo di fare. E concordo con quello che ha detto la consigliera Bagliana sul discorso di sistemare un attimo il decoro urbano è importante, se dobbiamo offrire un quartiere d'altezza certamente dobbiamo impegnarci in questo. Basta, grazie. Grazie Assessore. Assessore Uliana. Sì, rispondo al consigliere Dus, se mi ascolta. Allora, rispondo al consigliere Dus in merito a quanto ha detto, che sono ovviamente perfettamente consapevole del fatto che sono pagata per fare l'assessore alla cultura e quindi che mi devo impegnare per fare dei progetti o per ottenere dei risultati. Ma credo che il ruolo dell'assessore sia anche quello della disponibilità ad accogliere i suggerimenti che possono venire dalla minoranza. Apprendo quindi soltanto oggi che lei considera il suo ruolo di consigliere di minoranza come un ruolo passivo e non propositivo. Grazie Assessore. Non vedo altre prenotazioni. Sindaco. Sì, volevo fare un minimo di riassunto finale, cioè sulle metodiche di come fare le cose è chiaro che tutto per definizione è sempre migliorabile, ma che non ci si venga a dire che non interloquiamo con i commercianti o non interloquiamo con i cittadini o che tralasciamo i temi di cui stiamo parlando. Quindi effettivamente i lavori sono in corso, che siano migliorabili, che siano integrabili, ma per l'amore di Dio, certo che siamo qua a fare del nostro meglio, ma li stiamo già facendo, signori. Bene, andiamo avanti, non vedo prenotazioni, quindi dichiarazioni di voto. Consigliere Dus. Sì, per fatto personale. In risposta all'assessore Uliana. Gentile Assessore, io avevo delle idee e delle proposte per la città e le ho presentate quando mi sono candidato e c'era anche lei quando mi sono candidato. Poi, le ripeto, la cittadinanza ha deciso diversamente e quindi io mi adeguo a quello che è stata la decisione della cittadinanza. Questo non significa che non ho delle proposte. Sto solo dicendo che le proposte le avevo presentate ma sono state ritenute non valide come quelle che ha presentato invece il sindaco Miatto. Tutto qui. Grazie consigliere. Dichiarazioni di voto. Consigliere Dus. Sì, voteremo a favore a questa mozione che è stata presentata e accolgo anche l'appello fatto dal vice sindaco riguardo alla questione legata ai monopattini e alle biciclette e anche su questo tema qui credo che ci sia da trovare quantomeno un tentativo di risoluzione perché non so se voi l'avete mai fatto ma percorrere la riva dei mulini in bicicletta è un atto completamente eroico al limite della follia.
perché è veramente qualcosa di pericoloso, sia per chi va in bicicletta sia per chi va in auto. Io credo che anche in questo caso qui si potrebbe fare, butto lì una proposta così, ma sarà magari il motivo di una discussione più approfondita, provare il senso unico alternato. È una proposta che capisco essere forte, perché significa che le auto sostano poi col motore acceso lungo la via sia Casoni che Marconi, però se vogliamo incentivare l'utilizzo della bicicletta su quel tratto lì, è francamente difficile trovare una soluzione. Ripeto, è incredibile come in tutti questi anni non si siano verificati incidenti gravi, perché lo vedete tutti i giorni, circolare lì, quel tratto lì è veramente molto pericoloso, e ora che via Martiri è nelle condizioni in cui è, lo diventa pericoloso anche l'attraversamento di via Martiri. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione. Favorevoli alla mozione? Contrari? Astenuti? Allora, 9 favorevoli, 5 contrari, 0 astenuti. No, 5 favorevoli, 9 contrari. Scusate. Passiamo quindi al punto 4 dell'ordine del giorno, ratifica deliberazione della Giunta Comunale numero 132, avente oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2022-2024. Quarta variazione. Assessore Posocco, prego. Grazie Presidente. In data 7 luglio, con la delibera di Giunta, è stata effettuata questa variazione che sottopongo a voi in delibera da ratificare. Allora, i punti principali sono un cambio di 20.000 euro compensati da minori uscite di carattere culturale per l'accordo per la realizzazione di una mostra su Papa Luciani che verrà fatta a ottobre del 2022. Abbiamo fatto un affidamento per il trasloco per la sistemazione dei locali degli uffici, mi hanno chiesto 10.300 euro. La gestione dell'archivio corrente comunale entro il mese di luglio per 10.000 euro. Un incarico legale, dico quelle con più cifra, un incarico legale per 15.000, l'affido del servizio di cattura, custodia e mantenimento degli animali per 10.000 euro e per l'anno 2023-2024 per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare, che dovevamo andare a gara, 20.000 euro per ciascuno dei 2 anni. Grazie. Grazie consigliere. E assessore, scusi. De Antoni, prego. Sì, in Commissione mi sono soffermato soprattutto su una premessa contenuta nella delibera che ci viene posta adesso, sulla delibera che dobbiamo adesso ratificare. E proprio nel momento in cui si diceva ravvisate e condivise le motivazioni dell'urgenza della delibera che hanno portato all'approvazione della deliberazione in questione da parte della Giunta Comunale mediante potere surrogatorio, cioè la variazione di bilancio può essere fatta dalla Giunta quando il motivo è l'urgenza di farlo velocemente. Allora, in Commissione, diciamo, ci sono state un po' di discussioni, poi alla fine è venuto fuori che tra i motivi d'urgenza, ci è stato detto in Commissione, c'è soprattutto la stipulazione dell'accordo nel mese di luglio per la realizzazione della mostra su Papa Luciani. D'altronde l'urgenza non poteva certo essere l'accerratura dei pavimenti di una struttura comunale o la maggiore spesa per la spedizione degli accertamenti IMU, che sono altri interventi che forse l'assessore non ha precisato adesso. Quindi, quando poi abbiamo chiesto al vice sindaco di capire se c'era proprio questa urgenza, ci ha detto che sì, c'era questa urgenza, non sapeva bene se l'accordo era già stato fatto o dovesse ancora essere fatto. Comunque abbiamo
io personalmente ho capito che l'accordo era già stato fatto e quindi ho detto vabbè, adesso ho visto se l'accordo c'è, domani faccio l'accesso agli atti e chiedo di avere copia di questo accordo. Allora il giorno dopo, assieme alla consigliere Baliana, abbiamo fatto questa richiesta e in effetti l'accordo non c'era ancora, insomma c'è stata inviata una mail da parte dell'ufficio che contiene 2 allegati, una richiesta della diocesi di Vittorio Veneto a firma del vicario episcopale per il coordinamento delle attività pastorali di collaborare con il Comune per la realizzazione dell'iniziativa denominata Il Papa del Sorriso Albino Luciani Giovanni Paolo I, mostra fotografica in occasione della beatificazione, tra virgolette questa cosa. Questa richiesta che ci è stato comunicato è stata protocollata il giorno 26, quindi lo stesso giorno in cui si è tenuta la commissione. Poi la collega e forse altri consiglieri entreranno nel merito della risposta degli uffici, però dalla risposta, a mio avviso, che è motivata proprio da capire qual era l'urgenza, dalla mia analisi dico che certamente non c'era l'urgenza, perché la ceratura dei pavimenti non mi ricordo di che cosa, non era sicuramente un'urgenza da finanziare così velocemente. L'accordo non c'era e quindi non occorreva neanche finanziare questo accordo, quindi l'urgenza non c'era sul momento. Il 7 di luglio non c'era l'urgenza di fare questo atto. Probabilmente c'è stato un ritardo da parte dell'amministrazione nel decidere di organizzare o di comunque interloquire con gli uffici della diocesi per realizzare questa mostra per celebrare la beatificazione di Papa Luciani, di cui però si sapeva già dall'ottobre dello scorso anno. Io mi chiedo infine, che è l'altro aspetto che volevo sottolineare, come mai la diocesi ora proponga di realizzare la mostra a Palazzo Todesco quando a Ceneda ci sono tutta una serie di fabbricati e di strutture come il seminario, il castello del vescovo, la piazza intitolata al Papa Giovanni Paolo I, il museo con il suo salone, che potrebbero essere un degno contenitore per questa mostra. Io non faccio nessuna polemica sul fatto di chi è l'iniziativa, se è stata presa presto o tardi, però quindi ritengo che l'iniziativa meriti comunque l'apprezzamento, perché seppur tardivamente certamente è condivisibile. Però credo che quando si dicono le cose sulla delibera ci debba essere effettivamente una necessità di urgenza. Se non c'è, si fa la delibera, che si poteva fare la delibera di consiglio il 20 luglio, che ci siamo già riuniti, oppure il 29, che è oggi, quando comunque questa proposta degli uffici della diocesi sono arrivate, le proposte sono arrivate il 26. Grazie consigliere. Altre prenotazioni? Consigliere Baliana? Sì, grazie. Vorrei affrontare 2 o 3 argomenti che sono sulla variazione di bilancio e chiedere anche all'assessore. Beh, innanzitutto rispetto a questa questione della mostra di Papa Luciani, mi trovo d'accordo con il consigliere De Antoni, cioè il discorso dell'urgenza, prima assessore lei ha detto la programmazione è già stata fatta all'inizio, mi ricordo che aveva proiettato il programma di mostre, e questa praticamente non c'era. Naturalmente non è una mostra fatta abbiamo capito che non è una mostra fatta dal comune, ma una mostra proposta dalla diocesi, però voglio dire, la cosa si sapeva prima per tempo, quindi l'anno scorso della beatificazione di Papa Luciani, quindi il fatto era che ci si poteva prendere per tempo. Detto questo, qua c'è scritto nella delibera stipulazione dell'accordo nel mese di luglio. A quanto mi risulta non c'è stato stipulato nessun accordo ancora, io non penso ci siano stipulato, c'è una richiesta di collaborazione che è stata protocollata il giorno della nostra commissione, e poi non c'è neanche una delibera di giunta
che avalli la presa di posizione, quindi avalli la proposta di prendere di sposare questa mostra, e quindi la delibera di giunta non c'è, e quindi anche questo, secondo me, se voi avete, qua nella risposta che ci avete dato, che ci sono stati dei colloqui, è da più tempo che ci state lavorando, però non capisco perché non sono stati formalizzati, poi questo intento non è stato formalizzato con un accordo vero e proprio, quindi vabbè, questa è la situazione. Sì, trovo strano che prima di stanziare dei soldi non si facciano degli atti formali, ecco, questo mi chiedo perché non si fa così. Segretario, chiedo anche lei cortesemente un parere su questo dopo con calma, io vedrei bene prima l'atto formale e poi eventualmente la variazione di bilancio e quant'altro, insomma, ecco. Poi, per quanto riguarda l'affidamento dell'incarico legale per la questione della discarica Forcal, i 15.000 euro, vorrei capire, diamo l'incarico a un avvocato, immagino esterno, e vorrei capire la motivazione dell'incarico, se è possibile saperla, cioè qual è l'obiettivo poi, perché al momento sappiamo appunto che dobbiamo versare 1 milione di euro per la copertura, insomma, di quello che sarà la questione degli oneri della discarica di Forcal. Vorrei capire con questi 15.000 euro, con l'azione dell'avvocato, qual è solo quella di seguire l'andamento o c'è qualcosa di diverso? E poi mi fermo qui perché vedevo un altro punto, ma è sull'altra variazione di bilancio. Ecco, grazie. Grazie consigliere. Altre prenotazioni? Consigliere Dus. Sì, dunque anch'io volevo chiedere dei chiarimenti sull'affidamento dell'incarico per la discarica di Forcal, perché ne avevamo discusso, se non sbaglio, qualche commissione, e io ero rimasto che la provincia ci chiedeva di intervenire. Se non sbaglio c'era una conferenza di servizi che era stata fatta e cui ci dava un po' di... ci diceva cosa fare, insomma, francamente. Quindi più che incarico legale, non so se forse quello che sia da capire è un incarico di progettazione, però magari il sindaco qui ci darà un po' di più dettagli su questa cosa, sulla discarica di Forcal, dico. Ecco. Poi volevo anche capire un attimo, questo perché non lo so come avviene a Vittorio, la cattura, custodia e il mantenimento degli animali. Cattura, custodia e mantenimento animali, che anche qui c'è una variazione di 10.000 euro, è un servizio che non avevo mai seguito e quindi non so, sono curioso di sapere come avviene e se c'è un problema impellente o quantomeno quali sono i dati su questa cosa qui. Poi anch'io sulla mostra di Papa Luciani, francamente, essendo un evento legato anche, se vogliamo, a quello che è un tema di turismo religioso, mi immaginavo che l'iniziativa dovesse partire dall'amministrazione stessa e non che fossero delle associazioni a sollecitare, poi noi mettiamo il logo del comune, magari ci diamo anche il finanziamento, però nulla vieta naturalmente che ci siano delle associazioni che giustamente e puntualmente portano avanti alcune tematiche, quindi ben venga, insomma, ecco. Grazie consigliere. Altre prenotazioni? Ok, Assessore Uliana, prego. Allora, io rispondo in merito alla mostra che verrà realizzata e presentata e aperta al pubblico a fine ottobre di quest'anno.
come sottolineava la consigliera Bagliana, giustamente la nostra programmazione, che prevede chiaramente di considerare l'arco intero dell'anno, aveva stabilito per l'autunno un'altra mostra di un fotoreporter, Piscitelli. Nel momento in cui a fine dicembre si è saputa la data esatta della beatificazione del Papa, cioè che sarà il 4 di settembre, abbiamo cominciato a pensare se fosse stato possibile creare un qualche cosa relativamente a Papa Luciani. È iniziata un'interlocuzione con la Curia e la Curia ci ha appunto chiesto la disponibilità alla collaborazione consigliere Dus. Non è che l'iniziativa parta da altri, è una collaborazione, cioè si lavora insieme. C'è stata tutta una serie di incontri per capire che cosa poter fare, da qui la scelta nel momento in cui, e qui rispondo al consigliere De Antoni, nel momento in cui abbiamo avuto la certezza che il materiale espositivo è importante per poter avere uno spazio adeguato, abbiamo deciso per Palazzo Todesco, ritenendo che il Papa Luciani non sia ovviamente legato strettamente a Ceneda, ma riguardi, no, certamente riguarda un ambito decisamente al di là, voglio dire, di queste tematiche. Quindi l'unico spazio in grado di contenere una mostra così come l'abbiamo immaginata e pensata di concerto con la Curia non può essere che Palazzo Todesco, con i 3 piani e con quella grande disponibilità di spazi che ha. Anche perché sarà una mostra fotografica, multimediale e conterrà anche degli oggetti all'interno di bacheche. Se voi aveste visitato le mostre fatte ultimamente, mi riferisco in particolar modo anche a quella di Taffarel, che è stata chiusa da poco, avreste visto che tipo di mostre sono fatte adesso, vengono realizzate ora. E quella di Papa Luciani avrà un'impronta molto simile. Quindi tutta una serie di contatti, di riunioni, di accordi, di cercare nella realtà nostra territoriale, dagli archivi al Museo Albino Luciani, a Cadale d'Agordo, all'Azione, l'archivio a Roma. Insomma, abbiamo cercato il materiale c'è e la cosa si potrà fare. Riguardo al discorso della variazione di bilancio, quella è stata fatta con un percorso scelto dagli uffici e vi risponderà poi il segretario, perché avevamo i 20.000 euro nel capitolo spese per valorizzazione di Palazzo Todesco, perché dovevano essere utilizzati per la mostra che avevamo in mente. Non potendo più utilizzarli perché la mostra viene coorganizzata, ma quindi noi daremo un contributo alla Curia, ecco che sono stati spostati da un capitolo all'altro. Tutto qua. Grazie Assessore. Dimenticavo riguardo a quanto diceva il consigliere Bagliana, la sottoscrizione dell'accordo effettivamente non è ancora stata fatta, è pronto, deve essere semplicemente formalizzato. Noi abbiamo fatto un passaggio in giunta ieri su questo e a breve verrà appunto. Grazie Assessore, la parola al segretario comunale. In merito alla formalizzazione degli atti, gli atti non possono essere formalizzati senza la regolarità contabile e quindi ci deve essere la corrispondenza in bilancio e la copertura finanziaria, quindi è ovvio che se si arriva a stipulare una convenzione dove si stabilisce che ci sono 20.000 euro di contributi, bisogna prima che il bilancio sia adeguato. Grazie. Prenotazioni del consigliere De Bastiani. Se posso, Presidente, per una risposta in merito alla cava di Forcal e 15.000 euro di consulenza e avvocatura. Ci sono stati diversi incontri sia in provincia con l'ARPA che con i privati per cercare di sviscerare questa vicenda fino in fondo, perché è una vicenda complessa e da tanti anni ormai sopra i tavoli.
Con la venuta meno purtroppo del buon Cadamuro lì siamo entrati un attimo in stand-by. Da quel momento non si sapeva se la CMP poteva continuare la sua attività oppure essere liquidata. Abbiamo tergiversato nel muoverci perché sembrava che volessero chiudere e metterla in liquidazione, poi hanno fatto la scelta di nominare un amministratore unico e di proseguire nella loro attività. Di lì hanno nominato un avvocato come loro interlocutore, quindi è iniziato un trovarci e scambiarci anche delle mail in merito alla soluzione del problema. La soluzione del problema non è facile perché in ballo c'è praticamente 1.200.000 euro dove il Comune di Vittorio Veneto ha firmato una fideiussione a garanzia della CPM e quindi è tenuto in solido a pagare nell'eventualità che ci sia da fare il lavoro, ma il lavoro è da fare. La provincia ovviamente cerca nei più tempi possibili di iniziare questa attività. Abbiamo rappresentato in provincia che, nostro malgrado, abbiamo tentato diversi modi per iniziare per addivenire ad una soluzione, ma non ci siamo riusciti, e nella complessità di tutta quanta la vicenda, in accordo con la dirigente e l'avvocatura, siccome qua gli importi sono importanti, hanno pensato e abbiamo pensato di avvalerci di una consulenza esterna di avvocatura che è una consulenza di avallo e di supporto, perché ovviamente con 15.000 euro non si va a sostenere una causa data fuori per un importo di 1.200.000 euro, ma sono pratiche che superano minimo 4 volte. E quindi è una consulenza di avvocatura esterna, ma che comunque lavora in tandem con i nostri uffici e quindi ci dà delle dritte, delle indicazioni, dei supporti per addivenire alla soluzione della pratica. Questo è il fatto dei 15.000 euro. Grazie. Grazie Assessore. Vuole intervenire il Sindaco? Per la precisione mi è stato chiesto anche cosa voleva dire quel animali. Siccome vengono reperite spesso e volentieri carcasse di animali selvatici o anche domestici e la normativa europea e nazionale è abbastanza stringente sui metodi di trattamento di simili carcasse, è necessario convenzionare una ditta che interviene tutte le volte che c'è bisogno, per cui è stato finanziato questo passaggio qua. Grazie Sindaco, la parola al consigliere De Bastiani. Grazie. Voglio intervenire anch'io sul tema della nostra, chissà se ce la facciamo, sull'encomiabile iniziativa della mostra su Papa Luciani, nostro concittadino onorario, per ristabilire un attimo la verità e per dare una versione, la mia versione, che contrasta completamente con la versione dell'assessore Uliana. E poi chiederemo al Sindaco se si ricorda come sono andati i fatti. Nel mese di maggio, ai massimi primi di giugno, l'associazione Sceneda ha proposto al Sindaco una mostra su Papa Luciani, dopo aver sentito la diocesi, la quale aveva approvato l'iniziativa e aveva risposto all'associazione Sceneda che andassero pure avanti con l'iniziativa, che loro erano impegnati su altre forme di celebrazione. La risposta del Sindaco il rappresentante dell'associazione Sceneda è stata: bella idea, noi non ci avevamo pensato, e siamo a maggio, fine maggio. Capite che insomma evidentemente le cose non sono andate come sono state raccontate. La informazione che il Papa Luciani sarebbe stato beatificato il giorno domenica 4 settembre 2022 in piazza San Pietro risale al 21 dicembre, quindi c'era tutto il tempo per pensare e per programmare l'iniziativa,
E quindi, come dicevano i miei predecessori, i consiglieri, colleghi, c'era tutto il tempo di pensare e di fare le cose con i dovuti tempi, senza dover fare procedimenti d'urgenza. Adesso viene fuori che allora l'associazione Zeneda, che è l'ideatrice di questa mostra e che voleva fortemente realizzarla, giustamente a mio avviso, a Ceneda, e precisamente avevano parlato del salone principale del Museo della Battaglia e la loggia sottostante, luoghi dove sono state fatte altre volte delle importanti mostre, anzi diciamo che una delle mostre più importanti fatte a Vittorio Veneto, che è stata negli anni 80-90 su Dino Buzzati, fu fatta proprio nel salone del Museo della Battaglia, per dire che a mio avviso è un posto che ben si presta a manifestazioni del genere. Dicevo, la proposta appunto di questa associazione è stata completamente ignorata e è saltato fuori all'improvviso una proposta che sembrerebbe fosse della diocesi, che però ha tutta la veste tecnica e grafica della mostra fatta precedentemente. Questa è la mostra di Taffarel, fatta dal Comune di Vittorio Veneto, dietro firmato Comune di Vittorio Veneto. Questa è la mostra di Luciani, che però non è firmata Comune di Vittorio Veneto, però stessi contenuti, stessa grafica, stesse cifre, 1000 manifesti di qua, 1000 manifesti di là, tutto uguale, un copia e incolla evidentemente dovuto a una necessità di fretta per realizzare nei tempi, poiché si era in ritardo, e per appunto far traslocare l'iniziativa da un'associazione evidentemente a un'altra. E sapete perché? Informo anche l'assessore Uliana, questa proposta che voi fate passare come della Curia non può essere della Curia, perché la Curia è proprietaria della casa natale di Papa Luciani a Canale d'Agordo. Allora, se fosse stata la Curia, non sarebbe incorsa in questa affermazione, dove dice che il documentario, parla di un documentario, e la mostra vogliono anche essere un modo per promuovere la sua città natale, Vittorio Veneto. Quindi chi ha fatto questo documento pensa che Papa Luciani sia nato a Vittorio Veneto. Non possono essere sicuramente i signori della Curia. Ecco, io per il momento mi fermo qui. Ho fatto questo intervento perché ritengo insomma, che un po' di dignità sulle cose come stanno e come esistono, insomma, io avrei sperato che ci fossero in questa aula, e invece vedo che insomma sono stati travalicati i limiti del buon gusto. Grazie consigliere. Altre prenotazioni? Sindaco, prego. Ci sono altre prenotazioni. Consigliere De Bastiani, è vero che non ricordo in che mese, lei dice a maggio, Aldo Bianchi mi ha detto per la beatificazione di Papa Luciani noi abbiamo circa 60 fotografie che lo riguardano. La mia risposta a Aldo Bianchi è stata, che ne so io di che qualità siano queste, se sono di interesse o se non sono di interesse. Parlane con i responsabili della Curia che curano questi aspetti, e dopodiché è intervenuta anche la nostra amministrazione, sempre di concerto con la Curia, per fare le cose.
non vedo quale sia la stranezza o lo scandalo, non so. No. L'assessore risponderà. Quello che voglio dire, non capisco la stranezza di un Aldo Bianchi che mi dice di avere 60 fotografie e che vorrebbe fare un'esposizione o nella Sala della Vittoria o a basso all'aperto, quindi non so se sono preziose all'aperto, non so se valga la pena. La risposta è stata semplicemente: parlane con chi curerà gli eventi correlati alla beatificazione e cosa c'è di strano? Cioè, non capisco quale sia la notizia. Scusa, no, non l'ho proprio capito. Scusate, Assessore Uliana. Sì, penso di poter chiarire tutta questa serie di equivoci, perché di questo si tratta. Allora, io devo dire la verità che non ero neppure informata del fatto che l'associazione intendesse fare una mostra su Papa Luciani. L'ho saputo nel momento in cui sono stata contattata, abbiamo cominciato a interloquire con la Curia e poi ho capito per quale motivo l'associazione, e cioè Aldo Bianchi, mi aveva chiesto se poteva essere allestita una mostra nell'aula civica del Museo della Battaglia, e che io ho detto no, assolutamente non è possibile utilizzare quello spazio per una mostra, perché nulla può essere appeso, devi mettere eventualmente dei pannelli, e comunque vai ad invadere uno spazio che serve, perché una mostra se la allestisci rimane per qualche mese, che serve per conferenze, riunioni, convegni, eccetera. Poi, questa è la prima cosa. La seconda, nel momento in cui abbiamo iniziato a parlare con la Curia, io immediatamente ho detto: mettiamo a disposizione, noi possiamo mettere a disposizione il nostro palazzo tedesco con i suoi 900 metri quadrati, mi pare, perché è una mostra, se abbiamo materiale, perché è una mostra che deve avere un certo risalto dal nostro punto di vista, e quando dico nostro intendo dire dei due partner che stanno lavorando insieme, Curia e amministrazione. Si è saputo della data della beatificazione di Albino Luciani alla fine di dicembre, credo fosse prima di Natale. Fino a quella data noi stavamo lavorando ad un'altra mostra, motivo per cui abbiamo fatto poi il passaggio dei 20.000 euro da un capitolo all'altro, mostra che andrà a finire nella primavera del 2023. Quindi abbiamo iniziato a parlarne, a pensare a febbraio. Una mostra non è un qualche cosa che nasce sui due piedi e hai la folgorazione sulla via di Damasco, la crei collaborando, vedendo, parlando, cercando il materiale, non è così semplice. E ad aprile già stavamo in qualche modo vedendo che era possibile farla. Questo è stato il percorso. Beh, lei può anche non crederci, però questo è, di fatto, questo è. Non lo so io il sindaco. Bella idea, noi non ci avevamo pensato. Questo lei l'ha detto in maggio. Non è che hanno detto non ci ho pensato. Scusate, se ci... Che fotografie sono? Scusate, abbiamo anche un secondo giro, quindi concluda l'assessore Uliana e dopo partiamo. No, se ci sono dei dubbi ancora io li chiarisco tutti quanti, perché tra l'altro su un tema del genere trovo anche paradossale che stiamo qui a discuterne in questo modo. Grazie. Altre prenotazioni, altrimenti passiamo per il secondo giro. Consigliere Bagliana. Mi permetto solo di dire una cosa: se era da molto tempo che stavate valutando la questione, io rimango ancora, non capisco perché l'accordo non sia stato ancora firmato. Cioè, quindi voglio dire, se è da tanto che e poi c'è la necessità di fare una variazione del bilancio d'urgenza,
voglio dire, la presentazione è stato protocollato, perché il protocollo è arrivato l'altro giorno, quindi voglio dire, l'elaborazione è stata lunga, poi però il protocollo, la lettera tutta in fretta e in furia, la presentazione del progetto è quella che ha detto con numerosi errori. Cioè, non capisco questo lungo tempo di elaborazione, però non ha portato, diciamo, a formalizzare in modo corretto, diciamo, le varie tappe del percorso. Se mi permette solo questo. Poi altra cosa, sì, io mi permetto di dire all'Assemblea che secondo me citare nomi e cognomi di persone che non siamo sicuri se sono presidenti di associazioni, non sono in aula questa sera e non è la prima volta che viene fatto, e senza che abbiano poi la possibilità di dire la propria versione, perché naturalmente i cittadini non possono partecipare ai consigli, intervenire direttamente al Consiglio Comunale, io lo trovo poco cortese nei confronti di questi cittadini. Qui faccio un appello a tutti i consiglieri, a tutta la Giunta, cortesemente evitate di fare nomi e cognomi se non direttamente indicati nei documenti o quantomeno facenti parte di organi dove hanno qualche collegamento rispetto a quello che stiamo trattando. Grazie. Questa è una mia impressione, quindi. Grazie consigliere. Altre prenotazioni? Non vedo altre prenotazioni. Dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi passiamo alla votazione della delibera di Giunta Comunale numero 132, variazione d'urgenza del bilancio di previsione 2022-2024, quarta variazione. Favorevoli? Contrari? 4. È assente dalla votazione il consigliere Denardi. Quindi 9 favorevoli, 4 contrari. Passiamo al punto 5, approvazione della seconda variazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione DUP 2022-2024. Assessore. Posto. Allora, la delibera riguarda il programma 3 variazioni al programma biennale degli acquisti, forniture e servizi per gli 2022-2023 e sono per l'affidamento e riscossione coattiva avevamo messo nel programma una cifra pari a 226.000 euro in 24 mesi, in realtà poi abbiamo corretto e in realtà la durata del contratto è di 36 mesi per un totale di 262.000 euro. Entra l'app del turismo che andremo a presentare a settembre, se riusciamo a chiuderla, con il primo anno un investimento di 39.000 euro e poi 2 annualità successive per il secondo anno e poi per il terzo di 9.000 euro date dal canone e dal programma sui social di promozione dell'app turismo. Poi è stato inserito il sistema integrato multimediale per la sala del Consiglio Comunale, che andremo a cambiare un po' il sistema del Consiglio Comunale di registrazione, i microfoni e tutto, per un totale il primo anno di 64.700 euro e poi il secondo e terzo anno sono il canone di 3.200 euro di utilizzo. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere Dus. Assessore, potrebbe spiegarmi come funziona l'app turistica? Grazie. Sì, prego, Assessore. È un qualcosa che stiamo lavorando e siamo avanti, mancano appunto dei passaggi. Praticamente abbiamo messo tutto quello che abbiamo fatto in termini di sentieristica, piste ciclabili, quindi del progetto naturalmente, il progetto brevetto del Consiglio.
abbiamo inserito tutti i percorsi, abbiamo inserito per ogni percorso tutte le attività commerciali di ricezione, bar, posti dove andare a mangiare per ogni percorso, tutte quelle attività commerciali che si erano iscritte nel portale del commercio del Comune di Vittorio Veneto. Poi per ogni percorso abbiamo inserito tutti i posti con storico-artistici culturali, di valore storico-artistico-culturale, quindi musei, le biblioteche, tutto quello che c'è a Vittorio Veneto, praticamente viene messa in questa grande app che promuove la città. Quindi ognuno di noi che viene a Vittorio Veneto nel telefono scarica l'app e c'è tutto questo. In 3 lingue, quindi è al momento in 4 lingue, perché è italiano, tedesco, inglese e spagnolo, e viene completata. Io ho visto la prima parte, poi ho fatto anche provare a un po' di persone lo strumento. Devo dire che a me sembra un lavoro importante per la città. Diciamo che poi adesso vedremo a settembre, quando sarà completato, vedremo se abbiamo fatto un bel investimento oppure no, ma sono convinto che serva. Vengono inseriti in quest'app qua anche tutto quello che c'è negli altri comuni, quindi non ci limitiamo a Vittorio, ma abbiamo coinvolto da Rivine col Livelet, da Cappella col Parco dell'Olio, da Cordignano col Parco di Carbonai, da Fregona con le grotte del Caglieron, e quindi cerchiamo di ragionare come territorio e non come città. Ecco. A grandi linee spero di aver dato delle risposte alla sua domanda. Grazie. Consigliere Denardi. Sì, come consigliere DUS volevo capire un po' meglio di quest'app. Ha detto che sono stati inseriti i nomi, presumo anche i dati, i numeri di telefono e altro delle attività commerciali. Per l'aggiornamento, perché sappiamo che fondamentalmente il problema è l'aggiornamento costante dei dati e la correttezza, perché la prima volta che una persona trova un dato sbagliato, l'app finisce nel cestino gioiosamente con grande utilità di tutti. L'aggiornamento da chi viene curato, con che costanza viene effettuato? Altre domande? Altre prenotazioni? Altre prenotazioni? Assessore, se vuole rispondere. So che nel budget, diciamo, tutto questo verrà fatto da questa società che ne cura tutto, i dati, la privacy. So che anche Apple ha già dato l'ok per tutti i contenuti che ci sono dentro, quindi tutto questo lavoro verrà fatto dalla società. Ecco. Anche gli aggiornamenti e tutto. Poi mi auguro che chi non è ancora inserito, tipo i commercianti, tutte le attività produttive che non sono inserite nel portale commercio, si iscrivano di conseguenza, quindi potremo dare anche un po' una visione generale di tutto. Ma comunque sarà un lavoro che faremo a settembre insieme, verrà presentata e vedremo, insomma. Consigliere Dus. Sì, mi chiedevo, naturalmente l'app è fatta per gli utenti che gravitano, sì, turisti o per motivi lavorativi che gravitano su Vittorio Veneto. E quanto inciderà la promozione di quest'app? Perché se io non conosco l'app, come faccio a sapere che esiste? Quindi cioè il tema secondo me è molto lì. Cioè nel spingere la promozione di quest'app, perché poi tutti abbiamo i telefoni pieni di applicazioni, andare sulla città, quindi non so, esce in automatico, mi domando anche quando ci sono il collegamento alla rete wifi del comune o rimane sulla home page del comune, ecco, capire un attimo la promozione di questo servizio che probabilmente costerà quanto la realizzazione, perché la promozione è la chiave poi del successo dell'applicazione. Guardi, non le so dire di preciso e mi riservo a settembre. So che c'è una grossa cifra per la promozione, so che sono stati anche presi tutti i dati di che tipo di turismo abbiamo a Vittorio Veneto. Hanno visto che a Vittorio Veneto arrivano di turisti statunitensi, inglesi, olandesi,
tedeschi, per dare un'idea, hanno programmato la promozione dei Quest Up in questi paesi, hanno i loro logaritmi, non so, so che costa anche 10 euro a promozione, non mi intendo, so che hanno fatto un'indagine approfondita da questo punto di vista, perché quel che conta poi, come dice lei, è promuoverla, non tanto lo strumento che è fatto bene, ma poi se nessuno lo scarica, nessuno sa niente. Ecco. A microfono, vai. Sì, scusate, sempre per capire, poi alla luce di questo, dei dati che ha lei, come mai è stato scelto lo spagnolo, ad esempio, e non il francese come lingua? No, ma è che sappiamo i belgi che vengono. Comunque, consigliere, ciao, consigliere Dus, sarà magari un altro passaggio da fare, inseriremo anche il francese, ecco, quindi saranno state fatte le opportune valutazioni. Bene, penso che non ci siano altri interventi, dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto non ce ne sono, quindi metto in approvazione della seconda variante della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione, il DUP. Favorevoli? 11. Contrari? 1. Astenuti? 2. Bene, come avevamo detto in Consiglio di Capigruppo, spostiamo il punto 6, lo mettiamo al... Sì, l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Come in conferenza di Capigruppo abbiamo deciso di spostare il punto 6 al punto 7 e quindi passiamo con la ricognizione sullo statuto di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri di bilancio, esercizio finanziario 2022, articolo 193 del numero 267 del 2000. Aperta la discussione, anzi, Assessore per l'illustrazione. Allora, rapidamente sugli equilibri, è un passaggio che va fatto entro il 31 luglio di ciascun anno, però non prevederebbe più in sede di riequilibrio la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, che era un adempimento che invece era disciplinato nelle precedenti formulazioni. C'è anche da dire che comunque pone tuttavia l'obbligo in capo agli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti nell'ambito di controllo strategico di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi, e quindi questo lo presenteremo stasera. Il documento esprime comunque una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario, la gestione dei residui esprime un generale equilibrio, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità. Il collegio dei revisori dei conti ha espresso parere favorevole, quindi lo poniamo in votazione e rimaniamo qui sulla discussione per le vostre domande. Insomma. Ecco. Aperta la discussione. Prenotazioni. Consigliere De Antoni. Sì, diciamo su questi documenti che sono obbligatoriamente da presentare entro certe date, ci sarebbe anche la presentazione del DUP che dovrebbe essere presentato entro il 31 luglio dell'anno in corso. L'anno scorso ne avevamo parlato e poi alla fine avevamo deciso che non aveva tanto senso fare questo documento così anticipatamente, perché poi alla fine erano una serie di dati che erano tutti incerti, che si basavano solo su indicazioni che poi non si concretizzavano entro la fine dell'anno, per cui avevamo deciso effettivamente di non presentare questo documento nel termine del 31 luglio, ma di presentarlo comunque
prima del momento in cui il DUP doveva essere aggiornato, che in base sempre alla legge è il 15 di novembre. Di fatto l'anno scorso questo DUP è stato presentato alla fine di ottobre. Allora io, diciamo, parlando con l'assessore in commissione, insomma, anche ci siamo un po' detti questa cosa, cioè, nulla vieta, insomma, che concordiamo su questa indicazione, no? Cioè è inutile che facciamo sto DUP se non abbiamo elementi per poterlo fare in maniera concreta. Però chiedo l'impegno dell'amministrazione a portarcelo all'esame non alla fine di ottobre, 15 giorni prima della data in cui deve essere aggiornato, ma almeno entro il 30 settembre, perché altrimenti non riusciamo più, se no, altrimenti dovete rispettare il termine che è previsto nel testo unico, insomma, ecco, questo era un po' il tema, non è che mi impunti su questa cosa, però credo che ci possa essere l'impegno a portare questo documento al 30 settembre e consentirci quindi di esprimere con più calma le prime osservazioni e poi di aggiornarlo in maniera tempestiva. A questo punto, secondo me, decade anche il discorso della ricognizione sullo stato di attuazione, perché sempre la norma dice che presenti il DUP e ci fai contestualmente anche la verifica dello stato di attuazione. Possiamo farne una adesso e una ne faremo poi anche a settembre, ecco, quindi non è che sposti granché la cosa. Sì. Comunque, ecco, leggendo il documento ci sono una serie di osservazioni che potrebbero essere fatte. Io non so se ne valga la pena farle adesso oppure se c'è l'impegno che vorrei sentire dall'amministrazione di portare il documento entro il 30 settembre e accompagnandolo anche con la verifica dello stato di attuazione del programma, diciamo, approvato. Io mi limiterei solamente a fare questa osservazione dopo aver avuto l'assicurazione che questa cosa verrà fatta entro settembre. Grazie consigliere. Altre prenotazioni? Non vedo altre prenotazioni. Assessore? Accolgo la richiesta del consigliere, nel senso che mi impegnerò per fare in modo che per il 30 settembre di riuscire a presentare il DUP. Non voglio sia una scusa, perché non deve essere una scusa, ma in questo periodo abbiamo avuto nell'ufficio economato un po' di cambiamenti e quindi adesso con il 2 di agosto arriverà una persona nuova, poi vabbè, andrà via un'altra, così comunque cercheremo poi di tornare col personale a occuparci di questo e quindi per il 30 settembre cercherò di portare il documento in Consiglio. Grazie Assessore. Dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, metto in votazione il punto 7 che attualmente è il punto 6, ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri di bilancio, esercizio finanziario 2022, favorevoli, contrari, astenuti, 5. Come abbiamo pattuito nella riunione dei capigruppo, in questo momento l'ultimo punto, il punto 6, viene diciamo così, discusso a porte chiuse, quindi invitiamo gli operatori della tenda TV, ringraziandoli per la serata e per il supporto, diciamo, che dà a noi e soprattutto chi sta a casa. Questo punto viene discusso a porte chiuse, quindi 5 minuti di sospensione, il tempo per dare il modo agli operatori di chiudere, diciamo, le telecamere. Grazie.